Accoglienza dei profughi, torna a crescere la tensione nella Marca. Una scritta xenofoba, vergata con vernice spray, è apparsa nella notte sul muro della caserma Serena. Fuoco alle caserme che ospitano immigrati, basta immigrazione, si legge a lettere cubitali sotto le inferriate dell'enorme edificio che da 20 giorni ospita gli oltre 100 migranti trasferiti dopo gli scontri di Quinto. Un episodio che contribuisce a rendere teso il clima sulla gestione dell'accoglienza all'indomani dell'insediamento del nuovo prefetto Laura Lega. Nessuna firma né rivendicazione del gesto sul quale ora indaga la Digos. Il sindaco di Casier, Miriam Giuriati, ha presentato denuncia contro ignoti e condanna fermamente un gesto che istiga alla violenza e all'odio razziale. Sgradevole più che altro, perché invece di andare a istigare veramente a questi odi razziali ci dessero delle proposte, ci facessero delle proposte serie e concrete. E domani il sindaco incontrerà il nuovo prefetto, soprattutto per conoscere le intenzioni del ministero sulla destinazione della caserma. Fino ad ora non ci sono stati problemi, ma i timori della popolazione sono che la caserma Serena possa diventare un hub di gestione dei migranti in arrivo in provincia di Treviso. Gli sbarchi continuano ed oggi dalla prefettura di Venezia è stato annunciato l'arrivo nella Marca di altri 373 migranti. L'ultima notizia ufficiale sui profughi ospitati alla Serena è di 105 adulti più 2 bambini, ma più di qualcuno sospetta che siano molti di più. Anche oggi dai camion si sono viste scaricare decine di letti. Il sindaco domani chiederà al prefetto di portare avanti il progetto di accoglienza diffusa. Chiaro che 100 come sono questi che ho adesso nella caserma Serena sono motivo più di preoccupazione per i miei cittadini. Io devo tutelare l'ordine pubblico della mia gente, in questo momento faccio un po' fatica, anche perché non so davvero quali sono le intenzioni del prefetto, quindi del governo, su quella caserma.